Puntuali a rompere i cosiddetti, siamo qua alla seconda puntata di questa, no, seconda no, la seconda puntata della rubrica col nuovo nome, perché in effetti la rubrica in effetti è molto più vecchia, però siamo alla seconda puntata di questa nuova incarnazione, almeno nominale, di questa nuova rubrica, questa rubrica che è iniziata come addendum è diventata un autentico rompiballe. E infatti l'autentico rompiballe è tornato qua con il contributo fondamentale di un vero rompiballe, ma di un rompiballe doc, ed è appunto quello che è con noi Simone Spiga. Simone, bentornato. Buonasera a tutti, eccoci qua. Ciao caro. Allora, ci eravamo lasciati con l'intento di, scusate la voce, ma sono reduce da una serata umida, quindi scusate la voce. Sono un pochettino così. Allora, caro rompiballe, abbiamo il governo, habemus governo. Questa serie di nomi partoriti dalle consultazioni degli accordi tra i partiti del centrodestra usciti vincitori delle elezioni, finalmente ci regala, si fa per dire, un nuovo governo. E adesso andiamo a capire chi sono, da dove vengono, se sono venuti e ce li hanno mandati questi nuovi figuri del governo Meloni, non si sa ancora per quanto in carica. Andiamo a incominciare, caro Simone, ti lascio la parola. Allora, buongiorno a tutti. Allora, guarda, devo dirti, è lunga, nel senso che ne abbiamo un po' da raccontare, perché poi ovviamente, insomma, il risultato l'abbiamo già analizzato. Dobbiamo iniziare a parlare di quelli che sono gli incarichi, le nomine, i ministri, tra le altre cose su alcuni ci sarà tanto da dire, quindi insomma, iniziamo in ordine, mettiamola così. Anzi no, ti chiedo, fai così, ti chiedo a te, da chi vogliamo iniziare? Scegli tu il ministro dal quale vuoi iniziare e andiamo in ordine. Allora, non ho ancora so te chi esattamente i nomi di tutti quanti i allora facciamo ma aspetta, così. se poi posso andare un attimo a cercare governo Meloni. Facciamo prima un riepilogo generale. Assolutamente sì, prego. Assolutamente allora, sì, il primo prego. è la suddivisione dell'appartenenza politica dei membri del governo. Allora, in pratica la situazione è questa. Fratelli d'Italia ha 9 ministri, la Lega ne ha 5, Forza Italia ne ha 5 e i cosiddetti indipendenti, tra cui anche i tecnici, sono altri 5. Questa è la suddivisione per partito. La suddivisione per area geografica invece sono, oltre al presidente che sappiamo che Giorgia Meloni è di Roma, quindi del Lazio, abbiamo 4 ministri laziali, 5 lombardi, 3 piemontesi, 3 veneti, 2 emiliani, 2 campani, 1 in ordine Liguria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia e Sardegna. E questo è il primo dato, insomma. Poi nel merito, allora abbiamo, Giorgia Meloni ha nominato 2 vice premier, che sono Matteo Salvini e Tajani, che rispettivamente sono anche uno ministro delle infrastrutture e l'altro ministro degli esteri. E quindi se vuoi, iniziamo da questi. Assolutamente sì, iniziamo da Salvini, perché in effetti era uno dei nomi più chiacchierati e più controversi. Allora, si metterlo all'interni, sì. Matteo Salvini avrebbe voluto fare di tutto per finire a fare al ministro degli interni. Il problema di fondo è che lui ha questo procedimento ancora in corso ricordi la vicenda del blocco delle navi? Sì, certo, sì. E quindi questa cosa chiaramente ha un po' condizionato il risultato, per cui alla fine si è scelto di non mettere lui ministro degli interni, ma di fatto il suo segretario particolare, ma ne parliamo dopo. E quindi lui è stato messo al Ministero delle Infrastrutture. Ministero delle Infrastrutture che tra le altre cose dovrebbe avere competenza anche sui porti, ma la delega sui porti attualmente ancora non è stata data, perché in tutto questo è nato anche il Ministero delle Politiche del Mare, che potrebbe essere anche un modo per, bloccare Salvini sul nascere con le sue intemperanze sul tema di blocchi navali e cose simili. Quindi bisogna vedere cosa succederà. E lo vedremo solo vivendo. Certo è che Salvini al Ministero delle Infrastrutture sostanzialmente vuol dire 2 cose. Vuol dire un rilancio prima di tutto del ponte sullo stretto, che diciamo che non ne avevamo bisogno e invece questi qui ce lo rilanceranno.
E poi vedremo se sarà capace, nel senso che è un ministero dove deve avere competenze e io in linea di massima sono convinto che Matteo Salvini competenze non ne abbia molte. No, per niente. Se proprio vogliamo dircela tutta. È uno bravo a fare gazzose, è uno bravo a raccontare le cose, però poi nel merito, insomma, la fronzoli, tanti fronzoli. Sì. Andiamo oltre. Andiamo oltre. L'altro ministro che è anche vice premier è invece Tajani, Antonio Tajani, che io non ho ancora capito se è il segretario di Forza Italia, se non lo è, se è tutto in mano a Berlusconi. Comunque, vabbè, questo è il meno peggio. Il problema è che ha il Ministero degli Esteri, lui atlantista, filo NATO, filo americano, filo israeliano, tra le altre cose non tanti lo sanno, ma Antonio Tajani proviene da una cultura politica monarchica e lui dovrebbe essere anche monarchico, come il padre. Il padre è stato un grande dirigente del Partito Monarchico Italiano e Antonio Tajani invece da giovane, questo ho la sicurezza, è stato il segretario nazionale del Fronte della Gioventù Monarchica. Ma va, questa è nuova, questa è interessante. Sì. E quindi insomma c'è anche questo aspetto, però vabbè, insomma, chiaro, un governo appiattito sulla NATO, un governo appiattito sugli Stati Uniti e Tajani era il ministro giusto al posto giusto, mettiamola così. Chiaramente, quindi viva il re, insomma, a questo punto di vista. A questo punto possiamo dire viva il re. Tra le altre cose, sulla biografia di Tajani, questa cosa delle sue, insomma, giovanili esperienze monarchiche, non è mai emerso molto, però te lo dico, te lo confermo, lui ha avuto queste importanti posizioni monarchiche da sempre, insomma, te lo dico perché ho proprio conferme vere, non finte. Chiaro, interessante. Bene, molto interessante. Allora, le posizioni di Tajani, tu le sai, le conosciamo bene, come orientato, e bisogna vedere, tanto per cominciare, quanto durerà il ministro degli esteri quest'uomo, e in seconda istanza quanto queste sue posizioni frutteranno grane nel nostro paese, e queste grane ovviamente saranno cose che potrebbero modificare decisamente anche l'operato di questo ministro e del governo stesso, perché andando a impattare su un muro di politica internazionale non indifferente, cioè stiamo appiattendo su posizioni di una realtà che è la NATO, che ormai sta deragliando contro un mondo nuovo, quindi voglio vedere fino a che punto possono arrivare questi. Sì. Sono d'accordo con te, quello è un problema serio, lo capiremo solo vivendo. Ovviamente. L'altra cosa che sarà importante, e lo dico in generale, ascoltare Giorgia Meloni nelle dichiarazioni che farà domani, cioè il 25 di ottobre alle ore 11 alla Camera dei Deputati, perché sono le dichiarazioni programmatiche, quindi sentiremo già lì le posizioni chiare sulla politica estera, chiare dal loro punto di vista rispetto al conflitto in Ucraina e non solo. Insomma. Certamente. Allora, queste dichiarazioni potremmo indurci a prendere un bel calendario e spuntare i giorni che mancano alla caduta del governo. E in base alle sue dichiarazioni, vabbè, allora oggi è martedì, mercoledì, vediamo quanto ci mette a cadere, l'Istra si insegna. Comunque, un'altra cosa, io devo subito arrivare a un altro paio di ministeri di chiave prima di andare agli altri. Giustizia. È arrivato questo Nordio, le cui dichiarazioni iniziali non sono state proprio il massimo della popolarità, mettiamola così, ma vorrei che commentassi tu. Guarda, Nordio, allora, partiamo dal fatto che è stato un ottimo procuratore aggiunto, che è stato un ottimo magistrato, tutto quello che vogliamo, è stato GUP, insomma, le competenze ce le ha tutte, ok? Allora, il problema di fondo di Nordio qual è? È il fatto che lui abbia delle posizioni molto ambigue, per non dire di peggio, sia sull'immunità parlamentare che sulla Severino. Cioè, per intenderci, Nordio ha scritto diversi libri per l'abolizione della Severino. La Severino è quella legge secondo cui un presidente di regione che viene condannato in primo grado, attraverso la Severino automaticamente viene sospeso dall'incarico, e ciò porta ovviamente a elezioni anticipate. E lui è invece per l'abolizione di questa norma.
Allora, te lo dico con tutta la franchezza del mondo. C'è una cosa stranissima su questo aspetto, nel senso che lui è stato eletto con Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia l'anno scorso, anzi quest'anno, quando ci sono stati i referendum sulla giustizia, che sono stati di fatto giustamente boicottati dagli italiani e non hanno raggiunto il quorum, lui era tra i promotori del Comitato per il Sì, cioè proprio per l'abolizione della Severino e altre cose, e alle posizioni della Lega e non di Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia in quella fase era per il no. Quindi insomma cercheremo di capire la situazione. Certo è che se dovesse abolire la Severino mi toccherà mettermi in campo e raccogliere le firme per proporre il referendum abrogativo della norma che ha abolito la Severino. Stessa roba per l'immunità parlamentare. Immunità parlamentare che prevede che un parlamentare che viene condannato, che deve essere arrestato, può avere l'immunità parlamentare e quindi non finire in galera solo perché è parlamentare. E Nordio vuole reintrodurre questa norma vergognosa e quindi insomma mettiamola così, ci troveremo secondo me davanti a un ministro che ci farà soffrire, ecco, mettiamola così. Abbastanza. Ministro Poi, dichiaratamente liberale, atlantista, europeista, ricordiamocelo. tanto per cambiare, le sue dichiarazioni sul DDL Zan e la questione della pedofilia sono abbastanza Sì, anche quello, ridicole. Sì, sono d'accordo con te. Però quelle sono dichiarazioni vecchie, bisogna capire. Io quelle dichiarazioni non le ho mai viste dal vivo, dette da lui, quindi più di tanto non dico perché voglio capire esattamente che cosa, insomma, che posizioni sono. Certo, Vuoi dire? Sì. sul tema della giustizia lo trovo molto lontano da quelli che sono gli interessi dei cittadini, mettiamola così. Capisco. Però in effetti mi ci fermo un attimo. Sì. Perché quella dichiarazione famosa sul DDL Zan era una provocazione, non penso fosse uno sdoganamento. Volevi dire che penso fosse dal suo punto di vista, No, spero, certo. una provocazione, perché di fatto stai dicendo, stai sdoganando l'idea che attraverso il DDL Zan, che per fortuna non è diventato legge, si poteva affermare, secondo me qui c'è la provocazione, che la pedofilia era un orientamento sessuale, era una provocazione, vorrei sperare fosse una provocazione e non un'idea sua, ecco. Sì, infatti spero anch'io, ovviamente, insomma. Però, Comunque. non avendole sentite io non ti dico. Certamente. Voglio Certamente. nel merito. No, mi sembra giusto e anche onesto dal punto di vista professionale. Ora andiamo oltre alla difesa. Difesa. Allora, sulla difesa io ho fatto, tra le altre cose, nei giorni scorsi un video specifico su Guido Crosetto. Perché ho fatto un video specifico su Guido Crosetto? Perché secondo me l'uomo è in totale conflitto di interessi. Allora, lui è, ricordiamolo, da prime esperienze politiche in Forza Italia, diviene parlamentare per Forza Italia, sottosegretario al ministro della difesa nel quarto governo Berlusconi e quant'altro. Però lui, oltre agli incarichi politici, perché poi si avvicina a Giorgia Meloni ed è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, però parallelamente a questo lui ha avuto degli incarichi nel settore della difesa molto importanti, perché lui nel settembre del 2014, quando decise di lasciare l'incarico politico, venne nominato presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza di Confindustria. Incarico che poi nel 2017 lasciò, ma che poi riprese dopo, perché dopo il 2017 si dimise nuovamente, nel 2019 si dimise nuovamente e riprese questo incarico. E tra le altre cose lui attualmente è componente del comitato direttivo dell'Istituto Affari Internazionali. Ti ricorda qualcuna la Natali Tocci? Natali Tocci. Natali Tocci è sempre in televisione, sempre alla 7, è una donna sulla 45 anni, è molto incazzata con la Russia, molto incazzata con Gazprom, molto di quelle proprio rigide. Mm-hmm. Poi però scopriamo che è sì presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ma è nel consiglio di amministrazione dell'ENI.
E quindi il conflitto di interessi ce l'ha in casa. Quindi c'è un conflitto di interessi interno a un conflitto di interessi, è tutto un conflitto di interessi, mettiamola così. Tra le altre cose, Crosetto nel 2020, quindi non più tardi di 2 anni fa, è stato anche nominato presidente di Orizzonti Sistemi Navali, che era un'impresa creata tra Fincantieri e Leonardo. Quindi ovviamente stiamo parlando sempre del settore delle armi. E quindi secondo me da questo punto di vista io ti dico sinceramente che trovo Guido Crosetto in pieno conflitto di interessi. È abbastanza evidente da questo punto di vista. Mi auguro che chiarisca un pochettino su questo conflitto di interessi, anche perché questa è un'ulteriore mina sul governo, quindi siamo già partiti non proprio benissimo, ecco. Oltre che una mina, è anche una questione che lo rende ricattabile, molto ricattabile, e non è poco. Sì. Gli altri ministeri di cui vorrei parlare, parliamo del Ministero dell'Interno. Ovviamente, ci stavo per arrivare, perché poi c'è la sanità. Allora, il ministro si chiama Matteo Piantedosi, che è un funzionario pubblico, un ex prefetto, ed è stato praticamente il suo incarico principale è stato quello di essere il segretario, il capo di gabinetto di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, quando era ministro. Infatti lui viene di fatto nominato Ministro dell'Interno dal governo Meloni su indicazione della Lega e su pressione della Lega, aggiungerei. E quindi insomma vedremo cosa farà. Sarà sicuramente, comunque risponderà sicuramente a Matteo Salvini, e questo è molto chiaro. Assolutamente sì, quindi magari la Lega. Mentre uno che non risponderà minimamente a Salvini e alla Lega, pur essendo della Lega, è Giorgetti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché Giorgetti è l'uomo di rottura tra proprio il gruppo Giorgetti, diciamo il gruppo Giorgetti-Zaia contro il gruppo Salvini, e ci sarà a breve sicuramente anche una resa dei conti dentro la Lega sulla leadership di Matteo Salvini, per intenderci. È molto molto probabile, quindi stiamo anche a vedere questa cosa, perché già si parlava di scissione, di Lega che andava stava andando in frantumi, l'ultimo aiutami, la riunione dei segretari della Lega, comunque ha riunito il partito, e c'è stata comunque sia un'enorme maretta per questo punto di vista. A poco sono valsi poi le marce indietro di questi personaggi, questa è la questione Covid, perché lì veramente siamo arrivati al ridicolo, scrivendo il Covid è una pagliacciata, hanno cercato di rifarsi la verginità tardivamente dopo tutto quello che hanno combinato, quindi ulteriore mina, tanto per cambiare. A proposito di Covid, Ministero della Sanità. Sul Ministero della Sanità diciamo che è una situazione strana, nel senso, la mia domanda di fondo è: siamo sicuri che Orazio Schillaci, che questo è il nome del Ministro della Salute, sia stato indicato dal governo e non dal Presidente Mattarella? Bella domanda. Perché, questo lo dico perché Schillaci, che è un accademico, è il rettore dell'Università di Tor Vergata, è stato nominato da Speranza nel comitato scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità nel 2020, e le sue posizioni sul tema Covid, vaccini e obbligo vaccinale e Green Pass sono molto appiattite sulle posizioni di Roberto Speranza, l'ex ministro della salute, e quindi secondo me qui c'è stata la mano di Draghi e la mano di Mattarella, e la Meloni si è inginocchiata al volere di questi. Quindi insomma io ti dico, non ho molto da dire, nel senso che è stato componente del Consiglio Superiore della Sanità tra il 2006 e il 2009, è uno che comunque è competente nel settore della sanità pubblica. Lo vedremo in azione, e soprattutto vedremo che cosa ne uscirà fuori. Già sul fatto che comunque tra un mese o due ritorneremo a parlare di Covid e vediamo che posizione avranno questi. Assolutamente, per la questione dell'obbligo vaccinale, sul quale
si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale. Ulteriore mina sul governo, Sì. anche perché sanno già, a parte che la Meloni, visto che voleva essere chiara, ha dichiarato che non ci sarebbero stati obblighi o Green Pass nel suo governo, e questo l'ha dichiarato lei in campagna elettorale, poco prima del voto vero e proprio, quindi ci teniamo solo a sottolineare questa cosa. In seconda istanza sanno già che dovranno scontrarsi contro un bel muro di mattoni bello solido, rappresentato da tutti noi che ci siamo opposti in maniera disobbediente, civile, nei confronti di questi obblighi e di queste porcherie, quindi sanno già che sono 15 milioni di persone pronte a dare battaglie su questo tema, quindi mi dispiace per loro, ma che lì proprio hanno un'altra bella mina sotto che non è male, ecco. Andiamo oltre allora. Sviluppo economico, il MISE, il famoso MISE. Sì. Abbiamo quindi, sì. Il famoso MISE. Allora, sullo sviluppo economico noi abbiamo la nomina di Adolfo Urso. Ricordiamo Adolfo Urso. Il signor Copasir. Sì, infatti, il signor Copasir, proprio così. Lui è stato uno degli esponenti di punta del servilismo nei confronti dell'America. In piena campagna elettorale lui è stato 3 giorni a Washington, non più tardi di una settimana prima delle elezioni, più o meno. Al posto di fare campagna elettorale, lui è andato a fare campagna elettorale a Washington. E questo pesa e peserà soprattutto su questo governo, perché insomma ho paura che sia uno di quelli più appiattiti sulle posizioni atlantiste che avremo in questa maggioranza, che già è abbastanza appiattita e che lo sarà di più. Una storia, tra altre cose, una storia strana politicamente, quella di Adolfo Urso, perché lui viene dal Movimento Sociale Italiano, ma dalla componente, lui era nella componente di Proposta Italia, guidata da Domenico Minniti, su posizioni molto aperte, molto occidentaliste già allora. Nasce a N, con AN fa proprio il servo degli Stati Uniti d'America, e queste sono un po' le cose sue da sempre. E infatti continua a tenere queste posizioni e fino ad oggi da lì non è cambiato, insomma. Se non sbaglio, però è un finiano convinto. Aderì anche a Futuro e Libertà, nella corrente più finiana anche di quel partito, e quindi insomma sì. A proposito di finiani, adesso mi scappava la battuta, devo trattenermi. Falla. No, ti prego, è il momento di Bocchino, perché in effetti è tornato in auge Bocchino, Italo Bocchino. Allora, è tornato in auge Bocchino perché Bocchino è il direttore del Secolo d'Italia, che è il giornale che fa riferimento all'area di Fratelli d'Italia, e quindi ovviamente adesso in televisione inizieremo a vedere i giornalisti che hanno quelle posizioni lì, diciamo. Ho notato anche un'altra curiosità, adesso te la butto lì. Prego. Spero di non avere querele, ma insomma non credo proprio. Domenica, cioè ieri, a Rai News, mentre si parlava di governo, hanno fatto intervenire in diretta, credo Skype, una giornalista che si occupa è nella redazione di Cagliari della Rai, ed è la moglie di Ignazio Artizzu, il capo ufficio stampa della regione Sardegna, e lei ha fatto un elogio al governo Meloni. Ecco, diciamo che adesso vedremo da ora in avanti nelle reti Rai i giornalisti, spinti dal centrodestra, mettiamola così. Vabbè, non è una cosa strana. Ed è la logica delle cose. La Rai non ci trovo niente di querelabile. Al governo sempre, quindi adesso spetta ai giornalisti di quella parte, insomma. Beh sì, tanto anche perché ci saranno le nomine della Rai tra non molto, sul governo, quindi è proprio possibile che ovviamente facciano il pieno di giornalisti orientati a destra, tra virgolette, sempre tra virgolette, quindi non c'è nulla di infamatorio nel dire una cosa del genere. È normale che nella dialettica dell'alternanza dei governi si cambino spesso, anche in base all'orientamento politico del governo, anche l'orientamento dei giornalisti Rai, che magari vengono spostati, nominati,
si cambia anche da quel punto di vista. Del resto, Certo. la famosa nomina di Marcello Foa a presidente della RAI dopo che vinse, insomma, il famoso governo giallo-verde è una cosa significativa, cioè sta a indicare proprio questo. Che poi Foa sia sparito completamente dai radar per tutti questi anni è un altro discorso. Quella è una responsabilità sua. Quindi non E a proposito di giornalisti e di incarichi ministeriali, c'è anche il Ministero della Cultura. Il Ministro della Cultura è Gennaro San Giuliano, che è indipendente. Quello di Rai 2? Sì. Oddio. Giornalista, saggista e politico di Rai 2. Proprio lui. E lui è stato nominato Ministro della Cultura. E quindi, insomma, torniamo a bomba. Questo è quello che è la storia, insomma. Tra le altre cose, San Giuliano, giusto per dirlo, è stato da giovanissimo militante del Fronte della Gioventù e tra l'83 e l'87 è stato anche consigliere della circoscrizione nel Movimento Sociale Italiano a Napoli. Quindi comunque che proviene dall'esperienza della destra sociale, diciamo. Insomma. Vabbè, è un background politico. Certo, non è niente di particolarmente scandaloso da questo punto di vista. Assolutamente. Non era per quello che vi riferivo. No, certo. Questo fatto. È che ovviamente è uno viene nominato come ministro indipendente, poi chiaramente l'orientamento è quello di destra. Poi mi farei altre domande invece su altri ministri, cosa ci fa Daniela Santanchè al Ministero del Turismo? Bella domanda. Giusto per ammesso che sia di... Vabbè, allora, sulla Santanchè se ne potrebbero dire tantissime. Mi limito a fare semplicemente una sola considerazione. Si spera che il nuovo ministro del turismo abbia una certa cura nel gestire la questione concessioni balneari, che è una di quelle cose che rischia di mandare a gambe all'aria comunque la nostra industria turistica. Sua è competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero del Turismo, quindi è da vedere, però sì, sono d'accordo con te che è un tema molto delicato. Quindi, se non è di sua competenza, allora è inutile, cioè non ha senso fare polemica su qualcosa che non può neanche cambiare, quindi. Certo. Aspettiamo. C'è invece, ad esempio, ti faccio un esempio molto pratico, invece il Ministero dell'Istruzione, la nomina di Giuseppe Valditara in quota Lega è devo dirti, è un ministero, un ministro competente, nel senso che lui, io lo conosco da ragazzino e lui si è sempre occupato di questi temi, è stato il responsabile del Dipartimento Scuola per Alleanza Nazionale. Poi aderì al PDL e poi uscì con Futuro e Libertà e adesso è stato eletto con la Lega e quindi comunque devo dire ha competenze sul tema scuola. Poi ovviamente lo vedremo, non è che possiamo farci, cioè lo vedremo in azione, ecco, anche lui lo vedremo in azione. Invece l'unica sarda. Come? Sì, a Calderone, ministro Calderone, neoministro Calderone. Sì. Allora, il neoministro Calderone, io la conosco come componente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Diciamo che si è occupata di questi argomenti per tanti anni, dal 2005 è anche Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, però ci sono delle cose che vorrei capire, ma non le posso capire adesso, le capiremo col tempo. Certo è che nel 2014 Renzi la nominò componente del Consiglio di amministrazione di Leonardo Fincantieri, carica che ha ricoperto fino al 2020. Quindi, adesso per dire, no? Un po' di trasversalità, un po' di figura tecnica molto trasversale, ecco, mettiamola così, molto molto trasversale. Però, ripeto, lo vedremo all'opera. La vedremo all'opera quanto prima, anche perché deve affrontare dei temi molto delicati. Il primo fra tutti è il reddito di cittadinanza, visto che Fratelli d'Italia era per l'abolizione, gli altri partiti della maggioranza non sono per l'abolizione e vedremo cosa ne uscirà fuori. Insomma. Sì, magari per una rimodulazione pensiamo per una rimodulazione dello stesso, anche perché andrebbe riaggiustato e reso magari disponibile a più persone, anche perché, come dicevo l'altra volta, non mi ricordo se in questa trasmissione o in altre, c'è di mezzo anche la pesantissima valutazione della Caritas, che ha certificato che in Italia ci sono 8 milioni di poveri, forse anche di più,
E quindi andare a intervenire su una misura che un po' argina il problema senza risolverlo, ma lo argina a un minimo, sarebbe abbastanza sciocco, anzi sarebbe il caso di rimodularlo in modo da allargare la platea dei eventuali soggetti che lo possono percepire. Quindi sto per arginare lo tsunami di sai cosa che sta arrivando in questi mesi e che secondo me provocherà un bello squasso anche a livello politico, il famoso calendario di prima. Sì. È interessante vedere in questi due ministeri il lavoro e l'istruzione, diciamo, la caratura dei personaggi in questione, anche perché, visto come è ridotto l'istruzione, visto come è ridotto il mondo del lavoro, bisogna capire quanto questi riusciranno a sfasciarlo ancora di più, visto che già sono ridotti molto male. Insomma. È un bel tema, certo. L'istruzione per esempio ha subito 2 anni di autentico stupro, come se non ce ne fosse bisogno, tra l'altro, quindi sì. Bisogna riaversi, e secondo me non ci riusciranno, da 2 anni di porcherie tipo mascherine, vaccini, DAD, selvaggia, edifici che crollano, indovina, a proposito di edifici che crollano, poi ne parliamo di edifici che crollano, sì. Eccetera, eccetera. Poi il lavoro non ne parliamo, cioè precarizzazione selvaggia, anche lì Green Pass, vaccini, altre porcherie del genere. Quindi immaginiamo quale potrebbe essere uno dei treni di scontro, un'altra delle mine che potrebbe portare alla caduta precoce di questo governo. Quindi. E invece ci sono altri 2 settori dove hanno messo 2 personaggi che non c'entrano niente con il ministero nel quale sono stati nominati. Uno è Francesco Lollobrigida, che è il ministro delle politiche agricole, e l'altro è Picchetto Frattin, nominato ministro della transizione ecologica. I 2, il primo dell'agricoltura e il secondo di ambiente, non se ne sono mai occupati. Sono 2 uomini d'apparato di partito da sempre. Lollobrigida è stato da giovane il segretario nazionale di Azione Studentesca, che era il movimento studentesco di Alleanza Nazionale. Picchetto Frattin è un storico esponente di Forza Italia in Piemonte, candidato presidente per Forza Italia, è stato vicepresidente, insomma, incarichi di ogni tipo, però sempre dentro Forza Italia, anche se proviene, perché è abbastanza grandicello, dall'esperienza del Partito Repubblicano, che era il partito di fatto della massoneria in Italia, era il partito della cosiddetto, dove il peso massonico era molto forte dentro il Partito Repubblicano di allora, parlo di quello degli anni 80. E questa è un po' alla fine abbiamo parlato di il tutto. Campionario, diciamo così. Allora a questo punto non abbiamo parlato però della Bernini. Giusto, Anna Maria Bernini. All'università, se non sbaglio. All'università alla ricerca. Vabbè. Prego, caro, prego. Scusate ascoltatori, scusate tutti quelli che ci ascoltano, ma l'impatto emotivo di una notizia di questo tipo non è stato indifferente, diciamo, vabbè. Prego, Simone, che interrompo. Guarda, che tipo di cattivo, cioè non voglio essere cattivo. Allora, no, cattivi, no, mancherebbe. È una che va bene sempre, nel senso che era stata, tu pensa che era stata ministro nel governo Berlusconi di una vita fa. Sì, è vero. Era ministro del commercio con l'estero nel primo governo Berlusconi. Vabbè, non lo so, ripeto. All'università. Cosa ti devo dire? Vediamo la competenza. Per carità, giudicare non è bello, per cui magari ci potrebbe sorprendere con qualche atto munifico che magari porta, non ci credo, però io tanto magari la speranza è sempre l'ultima a morire, ma il discorso però è quello. Ti dico una chicca, perché può esserti utile. Prego. Allora, Anna Maria Bernini nel 2007 fu tra i soci fondatori della Fondazione Fare Futuro, che era la fondazione di Fini e di Adolfo Urso. Quindi le posizioni sono sempre quelle, atlantista, appiattita sulle posizioni liberali, insomma, quello è. Non per niente, dopo quella fondazione aderì anche dopo alla fondazione Libera e alla fondazione Craxi, insomma, giusto per tenerci così. Sì, a me non faceva mancare niente, però vabbè, il discorso, la Bernini è un politico direttamente connesso con Berlusconi, quindi Berlusconi sta facendo valere le sue carte in maniera molto... Ho capito, però l'università avrebbe bisogno di un ministero competente, di un ministro competente, perché c'è da fare una grande riforma dell'università e non so sinceramente le competenze della Bernini. Sarebbe bello, diciamo che sarebbe bello vedere una riforma dell'università, sarebbe bello,
è un desiderio, è un biodesiderio questo, ci mancherebbe altro, ma sai, anche lì bisogna vedere con cosa si ha a che fare. Quello che mi, sì, quello che mi incuriosisce, allora, facciamo considerazioni generali finali. Sì. Secondo te, il peso parlavamo di Berlusconi, il peso di Berlusconi su questa gamma di ministri è rilevante? Li userà per scompaginare un pochettino la situazione, no, fare pressione? Allora, no, ti dico un'altra cosa, io non credo che lui utilizzerà i ministri per fare questo, lui utilizzerà il Parlamento per fare questo. Ah, quindi va direttamente sul Parlamento? Sì, per due motivi, cioè molto semplici e molto chiari, non è che ci voglia molto per capirlo. Allora, il gioco qual è? Chi si è messo capigruppo Forza Italia? Chi sono i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato? Prego, non ho cognizione. Sì. Una è la Ronzulli. Ah, La Ronzulli, fino a prova contraria, Licia Ronzulli, non è incazzata con Giorgia Meloni, lo è di più. Giusto? Direi, visto e considerato il veto che ha ricevuto. Ecco, allora, il Senato, siccome è capogruppo al Senato Forza Italia è determinante, non così, serve Forza Italia altrimenti hanno un po' di problemi, no, senza i voti di Forza Italia al Senato salta il governo. Quindi, e siccome bastano a questa maggioranza 5 senatori che votano contro la maggioranza, da esponenti della maggioranza, per far saltare un governo, allora fate il calcolo che c'è Silvio Berlusconi e Licia Ronzulli, 3 senatori. Quindi già 2 ci sono, che quando vogliono e come vogliono dettare la loro linea al governo lo fanno in 5 minuti. Se si girano le balle ci impiegano un attimo a dirgli ciccia non c'hai più maggioranza. Questo potrebbe essere utile per esempio per arginare provvedimenti eccessivamente atlantisti che potrebbero portarci in rotta di collisione con la Russia. Sì. Ma non per essere filorussi, per la semplice ragione che così salveremo la pace in questo paese e ci schermeremo da eventuali ritorsioni economiche che sarebbe il caso di salvare un po' i nostri interessi, quindi forse questo porterà equilibrio o porterà alla caduta del governo, e molto semplicemente il governo cade per questa cosa, ma non ci vuole molto a pensarlo. Interessante questo fattore, se vogliamo, di equilibrio, ecco. Ma come dicevamo l'altra volta, Berlusconi ne ha tirata un'altra alla grande. Si è rimesso al centro. Ragazzi, Berlusconi non è un cretino. No. Anzi, si è fatto passare per imbecillito. È molto astuto. Non ha perso nulla del vecchio smalto, diciamo così. No, ma che? Quindi sarà interessante vedere proprio questa specie di strana guerra intestina che potrebbe portare anche delle cose positive, tra l'altro. Una volta a tanto potrebbe portare anche delle cose positive, che stranamente per tutti noi incredibile. Comunque. Passiamo all'altro argomento, visto che si parlava di palazzi che crollano. Andiamo un attimino al locale. Sviluppi sulla questione dell'aula crollata all'università, ci sono stati delle comunicazioni giudiziarie. Ecco. Allora, ci sono 4 indagati, tra cui il rettore dell'università, che era ovvio che fosse indagato per due cose molto semplici, perché insomma la competenza diretta è la sua, poi ovviamente non è che questo ha insomma, poveraccio, c'era anche da poco però dal punto di vista normativo lui ha le competenze su quello e quindi insomma quello è. Poi diciamo sono 4 indagati, oltre a lui c'è il direttore generale dell'università Aldo Urru e i dirigenti Antonella Sanna e Agostino Zirulia, indagati per crollo e disastro colposo. Poi in tutto questo la procura ha voluto anche sentire chi ha eseguito i lavori di ricostruzione, manutenzione e eventuali ristrutturazioni dell'edificio. Quindi, insomma, queste sono cose molto importanti, perché nei prossimi giorni sentiranno anche questa ditta che ha fatto gli ultimi lavori in quella struttura. Potrebbe essere anche lì. Ricordiamo, la struttura che è crollata è una struttura degli anni 60, che ha avuto diversi interventi di ristrutturazioni e l'ultima sembra, quanto dice il rettore, l'ultimo intervento è di qualche mese fa. Quindi insomma, vedremo, mettiamola così, vedremo. Riuscito benissimo l'intervento, tra l'altro.
di interventi di resistenza sono riusciti benissimo, ma tanto bene perché erano proprio Guarda, messi, per fortuna, sì. la cosa che No, dobbiamo infatti. dire, ridendo e scherzando, è che per Sì. fortuna era in un orario, diciamo, Non di serale, direzione, quasi non di notturno, attività. insomma, altrimenti sarebbe stata veramente una strage. No, infatti devo ringraziare Dio questa volta per portarci al ringraziamento del Divino per per questo miracolo che impedito a quest'ora di crollare sui tetti di giovani studenti Sì. inermi, che tra l'altro sono andati a manifestare in massa sotto il rettorato per questa cosa. Mi hanno fatto una tenerezza incredibile, li ho visti e ho fatto... Sì. Cioè, mi sono sembrate vittime di questa cosa, poveri Sì. ragazzi ignari di tutto, di un gioco, cioè vittime di un gioco più grande di loro, ecco, una cosa che mi hanno fatto veramente tenerezza. Quindi alla fine è veramente squallido che all'università si debba ancora assistere a queste cose. E noi che siamo stati universitari queste cose ce le ricordiamo bene, perché sono problemi che abbiamo vissuto anche noi quando eravamo universitari anche noi, quindi immaginatevi. Comunque, prima di chiudere, vogliamo spendere qualche parola sul nostro Presidente della Regione, sviluppi, sulla sua situazione? No, adesso non ci sono sviluppi, stiamo attendendo tutti quanti l'elezione, ti dico, aspettiamo con ansia. Va bene, quindi, spero che riesca a dormire la notte, quindi che non sia, certo, non sia troppo agitato. Non è facile quello che c'ha in ballo, quindi ovviamente mi rendo conto che anche lui avrà qualche difficoltà. Ovviamente. Ci hai fatto caso che dalle principali emittenti regionali è scomparso il Covid come per incanto? Ogni tanto saltano fuori qualche piccolo... No, ogni tanto qualcosa tirano fuori. I dati quotidiani ovviamente vengono ancora dati. Poi vabbè, io continuo a dire una cosa, secondo me non è... sono dati che sarebbero da analizzare in maniera diversa, ma non per altro. Perché poi tutti sappiamo, ma ne abbiamo parlato anche, il numero della questione delle vittime, dei decessi, non puoi collegarla solo strettamente al fatto del Covid, e anche i numeri di contagi sono numeri su quali, voglio dire, io conosco gente che mi ha detto io me ne sono stato a casa, non ho avvisato nessuno, mi sono fatto 5 giorni a casa e poi sono riuscito. Ho fatto il tampone a casa senza dirlo a nessuno, c'avevo il mio tamponcino e quindi non rientrano nei calcoli, è tutto un po' così ormai. Certamente, un po' sballato, diciamo, un po' sballato. Cioè non ha neanche senso, capito? No, certo. Vabbè, indagheremo quando avremo altre informazioni. Indagheremo. Il governo se ha un minimo di schiena dritta dovrebbe aprire una commissione d'inchiesta. Non solo sul Covid, ma molto di più sulla questione vaccinale, sull'obbligo vaccinale, sulle scelte, imposizioni di quel vaccino rispetto ad altri e quant'altro. Quello sarebbe interessante. I contratti magari che al di fuori. Magari. Però sarebbe bello. Un'altra notizia interessante che in effetti non abbiamo dato. Il governo Draghi, prima di andarsene, ha tolto il segreto di Stato su molti atti che riguardano le stragi terroristiche degli anni 60 e 70. Sì. Ha tolto il segreto, quindi adesso gli storici, i giornalisti e coloro che vogliono fare ricerca hanno una bella strada spianata per andare a fare un po' di chiarire un po' di cose. Mi riferisco... Poi dalle stragi di Piazza Fontana a seguire ci sono tante cose che non sono mai state raccontate e che non hanno mai avuto una condanna, e magari è l'ora di iniziare a parlare anche di questi argomenti. Assolutamente sì, quindi ci auguriamo che... Allora, io ne cito uno soltanto perché è stato nostro ospite, anche un valentissimo giornalista fa indagini storiche, che è Giovanni Pasanella, che ha fatto degli ottimi libri, che fa delle ottime ricerche da questo punto di vista, e sono sicuro che si fionderà subito sull'argomento non appena avrà la possibilità di avere accesso agli atti che sono stati desecretati. Quindi abbiamo fiducia in persone come lui che sono intellettualmente onestissime e molto capaci. Detto questo, andiamo a chiudere questa bella puntata del Rompiballe. Che dire, seguiremo gli sviluppi, ci sarà da divertirsi, si fa per dire, e comunque resteremo sempre allerta perché di questo si tratta. Caro Simone, allora io ti devo ringraziare per questa bella chiacchierata, spero che piaccia a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Seguite e supportate il Rompiballe, una rubrica di discussione di Rompiballe, che rompe le balle, deve capire bene, mettere il dito lì, piccare il naso, buttare l'occhio per aiutare tutti quanti a capire di più. E questa è l'idea, insomma, la nostra idea.
è certo, quello che muove questa la mia piccola avventura. E continuate a seguire il canale di Simone, Video News Live, che adesso è tornato anche su YouTube, è stato rimosso lo strike, quindi adesso il canale è tornato attivo, quindi continua a pubblicare su Video News Live, però c'è anche Rumble in caso di bisogno. sì. Così come siamo qua a Radio Ascolto No, Live. sto facendo sui temi internazionali dove ho visto palesemente che YouTube mi blocca, li sto mettendo tutti su Rumble, dove metto insomma tutte le questioni legate all'Ucraina, le sto pubblicando principalmente lì, perché su YouTube tanto è una censura costante. Immagino, quindi è un miracolo che questa qui riesca a passare su YouTube. Ci continuiamo a provare. Comunque, seguite il suo canale Video News Live e anche il nostro canale di Radio Ascolto Live, così come andrebbe seguita anche la pagina di Spreaker, la nostra piattaforma audio, e poi anche il canale di Rumble che è stato riattivato per permettere eventualmente alle persone che stanno su Rumble di seguire i nostri contenuti. E poi la pagina di Facebook, sempre con gli aggiornamenti sui nostri programmi. Detto questo, ringrazio ancora Simone Spiga, questo è il Rompiballe, Ascolto Live, io sono Gabriele, vi diamo appunto alla prossima puntata. Allora, questa settimana avremo interessanti ospiti, una puntata con ospite il dottor Massimo Citro, che pubblicheremo a brevissimo in questi giorni, e poi stiamo contattato i vari ospiti e quindi avremo il ritorno di altri nostri amici come Stefano Orsi, Giuseppe Masala e anche, ovviamente anche Enrico Balletto come Mentino News. Benissimo, alla prossima puntata, ciao a tutti, ciao. Rompiballe.